Il presidente della regione, Nello Musumeci, rinvia la resa dei conti. All'azzeramento della giunta si procederà solo dopo l'approvazione dell'esercizio provvisorio del bilancio proposto dal governo fino al termine massimo consentito, ovvero il prossimo 30 aprile, quindi 4 mesi dal 1 gennaio. Il voto sull'esercizio provvisorio è in calendario martedì prossimo. Secondo i ben informati, gli assessori hanno convinto Musumeci che non è opportuno che la Sicilia incorra in una situazione di mancanza di un governo e contemporaneamente senza un bilancio. Inoltre, alcune forze politiche sarebbero scettiche sulla formazione di una nuova giunta come strumento per risolvere la crisi. Il dibattito è quindi rinviato alla prossima settimana. Insomma, il braccio di ferro tra il presidente e i partiti è appena cominciato. La ferita da sanare non è di poco conto. E c'è da attendere che gli animi si calmino per capire se ci siano le condizioni però per formare davvero un nuovo governo. Nel frattempo l'ira del presidente ha lasciato spazio a più miti azioni. Resta tutto com'è. Il presidente si è dovuto confrontare con alleati poco disposti a concedere un rimpasto alle sue condizioni. Prima fra tutte quella di mantenere alla guida della sanità il suo delfino, Ruggero Razza. Azzeramento vuol dire azzeramento, via Razza, Cordaro, via La Galla, via Messina, via Armao e Falcone. Questi 6 che rientrano nel cerchio magico del presidente, quante possibilità avranno di essere riconfermati? Difficilmente Forza Italia e Lega si presseranno al gioco di Musumeci.